Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, sono su Pro Cycling, siamo nella Vuelta della Comunità Valenciana e siamo con Malori che è chiaramente il nostro leader per la cronometro. Stiamo preparando Aro perché su questa G-Tap, sì, ciao, su questo tour prepariamo Aro, mentre quello di Andalusia prepariamo Nibali, che poi c'è la Tirreno e la Parigi-Nizza tra un po'. Vediamo chiaramente a cronometro lascio andare di default perché il cronometro squadra e il cronometro singolo non mi trovo bene. Vediamo un po' Malori cosa ci combina, che chiaramente è il favorito qua, anche secondo la starter list, ma non è che ha una forma strepitosa. E terzo il primo settore. Vai Malori, su, regalaci il sogno, Malo. Vai Malo. Grande secondo, cazzo, quinzato primo. Peccato, adesso mancano Inciausti. Vabbè, Baldoni, il nostro Baldoni. Un po' porco Baldoni. Vediamo Benat. Inciausti a 73, però ha una buona condizione. Inciausti farà tantissime gare, ragazzi. È il nostro, diciamo, Jolly Inciausti. Il nostro piccolo Benat. Cioè, col tour sicuramente non lo fa giro e vuelta. Vai, 29esimo, 12esimo, va bene. Bravo Benat. Bravo Benat. Poi c'è il piccolo Baldoni. Ed è un giovane, mamma mia che scarso. E poi vediamo Aro alla sua prima gara praticamente. È un prologo praticamente, perché insomma, era cronometro di 16 km, però. E il grande Baldoni chiude al 182esimo posto. Bravo Baldo. Malori è terzo. Vediamo Aru. Che Aru quest'anno deve fare il tour, quindi dobbiamo prepararlo bene, Aru. Vai Pippo Aru, lui è un po' Pippo, anche se è Fabio, ma lui è Pippo Aru. 16esimo, buono, benissimo, mamma mia Aru, bravo. Quarto Aru, terzi e quarti, very, very good. Ok, la forma c'è, li sto allenando bene. Beh ragazzi, mancano 15 km. Adesso vediamo un po' come vanno le gambe. Vediamo se Osso riusciamo a portarla avanti e tirare un po'. Caduta per Nizzolo, molto brutta, speriamo bene, non sia un infortunio per il Nizza. Ok, vediamo se Oss ci riesce a tirare un po'. Abbiamo un minuto dal gruppo, dalla fuga della mattina. Ok, Aro e Inciausti mi sembrano andare bene, c'è anche Nieve, chiaramente che è forte. Oss deve tirare adesso un po'. Bravo Oss. Deve fare le gambe anche il porco di Oss. E vediamo un po' il nostro Venezia, la nostra squadra Venezia Pro Team cosa combina. Una primavera salita, subito la seconda tappa della Vuelta Valenciana. Ok, ormai siamo arrivati. Inciausti sta salendo bene Inciaustino, Inciaustino c'è. Inciaustino c'è. Aru, madonna, Aru non è proprio molto in forma, Qualcuno sta crollando. 7 km 8. Ormai eccoli qua i fuggitivi, sono qua. Aru un po' in difficoltà. Bravo Oss, dai Oss. Bravo Oss. Fa l'andatura il porco di Oss, vai. Prova Navarro, prova il porco di Navarro. No, Navarro non se ne deve andare, mi dispiace. Attenzione Osso qua però se ne sta andando da solo. Caputtana Navarro in fuga. Sì, devo partire ora anche con Inciausti. E Aru. Dai. Osso non ce la fa più chiaramente, poverino. Ok. Navarro in fuga, poi c'è Vauclair. Eccolo qua il piccolo Benat. Vai Benat.
Ok, Benat, ecco, però in realtà non sto guadagnando un cazzo. Niente da fare. Allora, proviamo ad attaccare con inciausti. Ah, non lo vedo più in difficoltà. Infatti. Infatti, Navarro è andato a vincere. Mi sono preso il terzo posto. Aro in difficoltà, eh? Sì, magari no, 4 però, che cazzo. Terzo inciausti. Vince Navarro. Aro decimo. Sì, ragazzi, lo prendono un po' la mano, perché già a livello di difficoltà è chiaramente difficile, non è semplice su Pro Cycling. Giocare tanto con il mio, diciamo, con la modalità carriera, tipo diventa un mito, mi ha un po', come si dice, arrugginito nel controllare più ciclisti. Va bene, dai, comunque terzo posto ci sta. Ok, ragazzi, siamo alla tappa 4 di 5, perché la terza l'ho saltata perché Nizzolo si è rotto il cranio, a metà marzo torna, quindi non bene. No, che cazzo faccio come sveglia? Allora, portiamo su Aru e Inciausti. E adesso vediamo. Allora, faccio lo scatto porco con Aru. Scatto porco con Aru. Devo testare le prestazioni di Aru. Vai Aru, vai Aru, vai Aru. Bravo Aru. Bravissimo. È uno dei favoriti Aru. Bravo Aru. Inciausti è in grossa difficoltà invece. Grossa difficoltà Inciausti. Aru ha un +2, me lo godo. Aru ha già un minuto. Aru ha già un minuto. Nieve non può stare al passo di Aru. Bravissimo Aru, bravissimo. Altro scattino. Altro scattino per Aru. Ok. Perfetto. Bravo Aru. Inciausti ci sta provando, ma Inciausti è veramente messo male, Scusate ragazzi. Vai, c'è la discesa adesso. Anche Navarro, quanti spagnoli, raga, quanti spagnoli. E andiamo qua. È stata la grande vittoria per Aru, Inciausti terzo, perfetto, buono, buono, buono. Non avevo dubbi sulla vittoria di Aru in questa in questa gara, scusate. Mamma mia, sono preso male, veramente faccio fatica anche a parlare. Quindi primi e terzi, perfetto. D'altronde c'è solo Nieve, vabbè, c'è anche Yates in realtà. Però una bella forma, quindi immaginavo questo turno voglio vincere, anche se è un 2.1, quindi non conta un cazzo, però fa sempre morale. E poi Buono raga, allora siamo all'ultima tappa per velocisti. Aru ormai ha vinto la maglia, terzo Inciausti, Aru può vincere anche quella a punti, veramente alla grande. Qua abbiamo poche chance perché purtroppo il nostro Nizzolo si è rotto la testa. Rottura del cranio per il porco di Nizzolo. Ok. Niente, quindi momento la nostra prima vuelta. Era il 2.1, sapevo insomma di essere strafavorito perché nessuno ha portato gente straforte. Allora era il migliore. E adesso, piano piano, insomma un obiettivo che le strade bianche 3-4 settimane, dobbiamo arrivare bene per con Nibali, voglio vincerlo con Nibali, quello, perché ho bisogno del mio miglior uomo e non sarà facile, perché se sulle gare di un giorno lo sapete che il Cume è un po' così. No, quarto comunque il piccolo Benat. Il piccolo Benat è quarto. Dopo chiaramente ragazzi non farò sempre vedere ste gare qua, è la prima stagione, quindi ok, però dopo devo vedere solo le gare, quelle là di cartello, quelle importanti, però visto che siamo all'inizio devo anche io riprendere la mano, allora ci guardiamo anche le gare a professionalità, anche sempre queste è una cosa, però secondo me allungano un po' il cazzo le gare, diciamo di preparazione a quelle più importanti. Ora Mauti, me lo godo R Mauti, me lo godo proprio Mauti. Tra un po' andiamo a prendere la borraccia. Dopo la Alto Oronet. Non lo conosco sto monte valenziano. Classifica GPM provvisoria, Inciausti, vabbè, ma fotte sega, insomma, fotte sega, fotte sega. Ok, andiamo a prendere la borraccia. Andiamo, andiamo,
Andiamo a prendere la borraccia. Nel prossimo video invece, nella Vuelta di Andalusia, ci sarà il debutto di Nibali, quindi ci spariamo anche quello. E poi ci saranno le strade bianche, insomma. Una grande classica. 23. Allora, proviamo ad allenarci. Qua ora abbiamo Os. Allora, vediamo. Malori, lo cazzi così. E mettiamo Os dietro a Malori. Ok. Proviamo a fare una cosa così. Come si prova sempre, che siamo a minuto e 50 ben inciausti. Come prova sempre a fare queste cose. Ok, Inciausti prova ad attaccare, vediamo cosa può combinare da solo Inciausti. Al massimo do una mano agli altri. Sono distanti però, Dai ragazzi, vediamo cosa riusciamo a combinare. Ma lo ritiriamolo un po' su. Una 25, la vedo dura, la vedo molto dura. Inciausti è morto, poverino, non è proprio per... Guarda, dai Malori, dai. Malori si sta portando Ossi in giro. Se lo porta in giro, ma non ce la possiamo fare, purtroppo, non ce la possiamo fare. Peccatus. Devo partire tipo di 10 ore prima. Niente, era proprio impossibile. Vai Os, vai Os, Os ci prova. No, è impossibile. Bravo Maurey. Alla fine i nostri Os... niente di che, forse tra i primi 10, no neanche. No, tra i primi 15, tra i primi 15. 13esimo Os, ok. E Inciaustino, guarda l'Inciaustino fiero 20esimo. Buono, finisce qua. Però Fumi Yuki Beppu me lo godo, Beppu. Grande giapponese. Ok, obiettivo sbloccato, bene. Io sblocco obiettivi perché sono il Cuba. Ok, allora Aro ha vinto l'individuale, quarto Inciausti, Navarro Montagna, Aro punti, giovani Simon Yates è veramente forte. Classifica a squadre, vinciamo noi, buono, ottimo, Venezia Pro Team, bella cosa, spazio ciclismo, alla grande. Buono raga, un saluto del comandante veneziano, nel prossimo video ci spariamo Vuelta de Andalusia con il debutto di Vincenzo Nibali, poi il Gran Premio di Lugano e questo non, come si dice, non resistono, sono comunque delle preparazioni per le strade bianche che invece è un obiettivo fondamentale, e poi Parigi, Inizio Adriatico e poi si parte sul serio ragazzi. Raga, un saluto del comandante veneziano, ciao!